Plus News edizione di Venezia, buongiorno. In apertura del nostro notiziario la cronaca. Il primo caso approdato in Adico risale a qualche settimana fa e riguarda la famiglia di una signora anziana malata di Alzheimer ricoverata in una casa di riposo in provincia di Venezia. La donna, sempre assistita dai figli, un giorno è caduta rovinosamente in casa rompendosi il femore. Su consiglio dello stesso medico di base è stata ricoverata in un'apposita struttura dove è deceduta dopo 9 mesi. I familiari si sono rivolti all'Adico in seguito al grande fermento provocato da una sentenza della Corte di Cassazione che ha di fatto ribadito come le persone ricoverate nei centri servizi per anziani, le case di riposo appunto, non debbano pagare alcuna retta se colpiti da particolari malattie come l'Alzheimer. Da qui la richiesta di assistenza all'Adico per rinvocare il rimborso di circa 20.000 euro, 2.200 euro al mese, sborsati durante il periodo di ricovero. E dal 1 gennaio scorso al 12 settembre non si sono verificati in Veneto casi autoctoni di febbre dengue, chikungunya e zika virus, usuzzu virus o febbre oropouche. Sono stati invece confermati 102 casi autoctoni di West Nile virus, di cui 67 febbri e 35 forme neuroinvasive. 21 casi autoctoni di encefalite trasmessa da zecca, 3 casi autoctoni di Toscana virus e 10 casi autoctoni di malattia di Lyme. E questa è la sintesi del 12° bollettino di sorveglianza delle malattie trasmesse da vettori elaborato ed emesso dalla Direzione Prevenzione della Regione Veneto. Nonostante le temperature siano attualmente in calo, la stagione vettoriale non si è ancora conclusa ed è necessario continuare a mantenere alta l'attenzione evitando la proliferazione delle larve di zanzara nelle raccolte d'acqua e utilizzando idonei repellenti cutanei. Cambiamo argomento. Il dirigente del settore sicurezza e gestione del territorio del comune di Jesolo firmerà nelle prossime ore l'ordinanza che fissa l'avvio di una breve fase di sperimentazione per la zona a traffico limitato durante l'ultima settimana di vigenza. Il documento, come deciso dall'amministrazione e condiviso con le associazioni di categoria, introduce la possibilità di una gestione flessibile della ZTL, che in questo caso sarà in vigore solamente sabato 21 e domenica 22. La decisione deriva dalla volontà di definire le migliori modalità di gestione del traffico lungo i principali assi commerciali del Lido, via Baffile con i suoi prolungamenti a est e ovest, durante la primavera inoltrata e a ridosso dell'autunno. Una necessità nuova ma non più trascurabile, come emerge anche dai dati sui flussi turistici di questi periodi dell'anno, certificano un interesse crescente nei confronti della città da parte di ospiti italiani e stranieri. E la città metropolitana di Venezia comunica che da lunedì 16 settembre partiranno i lavori di ripristino sul ponte che insiste sopra lo scolo Brentone Vecchio nel comune di Chioggia. La durata dell'intervento è calcolata in 95 giorni naturali e consecutivi e prevede la sostituzione dell'impalcato con contestuale allargamento della carreggiata, inserimento di solette di transizione tra le spalle e i rilevati di accesso, l'introduzione di barriere guardrail, il riprofilamento delle rive attorno alle spalle e il risanamento di tutte le superfici di calcestruzzo esposte. Senso unico alternato sul ponte, regolato da impianto semaforico e pertanto il lavoro verrà realizzato in una prima fase su una prima corsia, poi la seconda fase interesserà l'altra corsia, mantenendo sempre una corsia aperta al traffico. Saranno previste inoltre 4 chiusure della strada provinciale che avverranno in orario notturno in modo tale da creare meno disagi possibili. Questo intervento ha un costo complessivo di 210.000 euro. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.